Buongiorno. Ciao Marco. Ciao. Tutto bene? Ciao, bene. Camoranesi, ciao. Sì, oggi mi sono fatto un podino alto, però c'ho un piccolo problema. Mi hai fatto assaggiare un vino che ti taglia le gambe. No, mi sta girando la testa. Io non so cosa c'è dentro, del metanolo puro, cos'è, io non so. Però non sto bene, perché sento proprio un giramento di testa, è una cosa incredibile. Sarà la coda che ti sei fatto. Allora, oggi è una puntata, sforeremo sicuramente oggi perché un sacco di ospiti. Veramente, intanto fammi salutare, e qui tra il pubblico, ancora il pubblico non abbiamo sentito, Gianni De Magistris, nazionale di pallanuoto, capitano, hai vinto anche i campionati del mondo, Gianni De Magistris, puoi dare il microfono a Gianni De Magistris, buongiorno, tra l'altro commentatore anche delle partite di pallanuoto, no? Sì, per ora mi tengono. Senti l'accento, da dove viene? Da Firenze, no? Da Prato. Firenze fa il bravo. Come è messa la pallanuoto italiana in questo anno? Le Olimpiadi che faremo? La femminile secondo me ha buone chance, la maschile un po' meno. Comunque. Chi sono forti? Chi sono i forti? Gli ungheresi? Ungheresi, croati, serbi. Insomma. Poi i siciliani come sono? La nazionale femminile ci sono molte siciliane comunque. Però consentimi di ricordare dei tempi, perché la mia cittadina Augusta aveva una tradizione di pallanuoto non indifferente, il club nuoto Augusta, e pensa si allenavano al mare perché non c'era una piscina, c'era un pezzo di mare, un pezzo di mare recintato, e si allenavano lì. Quando poi andavano a giocare in piscina sentivano la mancanza dei polipi, delle cozze, delle sotto, giusto. Però erano forti. E poi c'era l'Ortigia di Siracusa che c'è ancora. Sì. Dico che dove gioca l'Ortigia adesso? Alla città dello sport, a Siracusa. No, dove gioca, in che serie? In Serie A. Almeno sono contento. Bene, allora Gianni De Magistris, grazie per quello che hai dato e per quello che darai alla pallanuoto italiana. Grazie, ciao. Cremonesi, tu hai giocato mai a pallanuoto? Sì. No. No, sul bagnasciuga potresti giocare. È l'unico che va in panchina nella pallanuoto. È capace. Sì. Allora, intanto non abbiamo ancora detto la frase magica, quella che poi fa scatenare il pubblico di Viva Radio 2. E la frase magica è: Viva la radio! Ancora applaude, basta! Era finto. Allora, oggi avremo con noi Giovanni Soldini, navigatore. Che arriverà il navigatore solitario, cioè il navigatore che parte alla volta della conquista del mondo da solo su una barca a vela. Cosa farà tutto il giorno sulla barca a vela? Noi glielo chiederemo quando arriverà qui. Tra l'altro arriva via mare, si incanala sul Tevere, parcheggia qua vicino e poi arriverà qua il nostro Giovanni Soldini. E poi per quanto riguarda la musica, oggi avremmo Marco Carta, vincitore di Amici di Maria De Filippi, quindi sarà qua a breve. Hai preparato qualcosa per Marco Carta? Certo. Tu Sardo, noi abbiamo Sardo e Johnny, Sardo e Johnny, c'è un tuo conterraneo oggi, ma tu di dove sei? Sono diciamo della parte nord. E lui invece è della parte. E andate d'accordo? Sì, benissimo. Ma se una volta facevamo lo spettacolo a Cagliari, lui suona la chitarra e viene da me all'orecchio prima dello spettacolo, io stavo per entrare in scena e fa: Fiore, fammi una cortesia, puoi non dire che sono di Sassari? Ovviamente potete immaginare come ho cominciato lo spettacolo. Bene, ciao a tutti, benvenuti. Eccolo qua il nostro chitarrista di Sassari. L'hanno massacrato. Allora, come vogliamo cominciare? Con il nostro folletto della Salaria. Sì, signori, il folletto della Salaria. C'è uno stacchetto? Sì, vai, che non vedi l'ora. 1, 2, 3, 4. Carosello, ecco. Bravo. Carosello, perché Carosello? Vabbè, l'ha fatto, oggi è venerdì, finisce la settimana. Sfogliando i giornali abbiamo letto c'è stato un blitz ambientalista a Roma, mascherine antismog messe su tutte le statue. Su 150 statue del centro storico, anche a Firenze l'hanno messa al Davide di Donatello, e lui ha detto, il Davide ha detto, ma quale mascherina, ma datemi una mutanda. Certo.
Sono anni che i piccioni vanno a becchettare lì, capito? Si vede che il Davide quando è lì tutti vanno a guardare il pistoletto. Ma perché li facevano? Perché si vede che sai l'evoluzione, no? Certo. Dell'uomo, Darwin, lo insegna Darwin. Si parte da piccolini per poi arrivare a parte Cremonesi, dico, però poi si arriva. Lui è l'eccezione che conferma la regola. Foruncolo sempre. Dai, ma si scherza. Si scherza. Altre notizie? Sì, c'è questa notizia qui, me la sono ritagliata, guarda qua. Qual è? La vendetta del Gay Pride, la faccio leggere al pubblico, vedete? Ecco. Allora, ci sarà un carro di drag queen vestite come la Carfagna. Si vestiranno tutte come la Carfagna. A proposito, dai, cominciamo in maniera diversa, c'è una canzone che ci hanno mandato. I ragazzi di Opera Prima. Attenzione, Davide Donatello replica, ha ascoltato la radio e dice: ce l'avrò piccolo ma è di marmo. È vero. Volevo salutare mia nipote Nicoletta di 10 anni che è qua, che sente lo zio che dice queste cose. Ha capito? Perché avere l'orecchio di marmo è una cosa che... Sì, l'orecchio, stava parlando delle orecchie piccole. Dicevo che a proposito di questa situazione della Carfagna, con le drag queen vestite quindi da Carfagna, così, i ragazzi di Opera Prima ci hanno mandato una canzone che proprio hanno fatto apposta per non so se per il Gay Pride o no, però è molto carina, è un pezzo dance, si intitola Gay Gaio o Gay Guy, una roba del genere. Insomma, è così. Sentiamola! I'm a gay guy. 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 Dedicato alla Carfagna. I'm a gay guy. Adesso entreranno i nostri fiati. Arricchiremo questo pezzo con i fiati. Yeah. I'm a gay guy. I'm a gay Ecco, mi ha lasciato con queste palle in mano, ma io non lo stoppa. Appena ho cominciato a usare le maracas, ma ha finito il pezzo. Certo, ma dai. Visto il pezzo. Allora, avete letto i giornali, finalmente la Festival del Cinema di Roma si farà. Bene. Applauso perché non dormivamo la notte. Non dormivamo la notte. Il direttore... Stanotte non prendo l'Exotan. Lo sai, ma chi è il direttore? No. Dai, Gianluigi Rondi. Rondi. Largo ai giovani. Sì. Le prossime nomine saranno Nilla Pizzi allo Zecchino d'Oro e Raimondo Dinzeo al Palio di Siena. Allora, si parlava di Marco Carta che sta per arrivare, mi dicono che c'è una telefonata. Sì, in forse linea, non riesce sentiamo. a entrare. No? Non so, sentiamo. Ho un sospetto che sia lui perché... Pronto? Pronto, chi è? Pronto? Pronto? Sei tu? Ecco. Chi è che piange? Ecco, piange sempre, singhiozza. Prendi fiato però, che così... Sono Marco Carta. Guarda che ti stiamo aspettando, perché piangi? Non lo so. Io non sto piangendo. Ma come no? Cioè, Maria! Eccola. Maria. Jurman! Che hai, Marco? La verità
è che sono emozionato. Vabbè, allora, io sono un fan di Fiorello da sempre, soprattutto di lui. L'unica cosa che non ho capito è dov'è sto paese dove è nato, dove si trova questo karaoke, dov'è? È in provincia di Cagliari. Ma che provincia di Cagliari? Il karaoke era una trasmissione in cui Fiorello faceva cantare la gente. Ma perché piangi? Che ho detto di male, adesso piangi. Siete tutti contro di me. Ma no, ma scusa. Tu mi odi perché sono sardo. No. Sì, mi odi, sono sardo. Tu mi depluri. Perché sono un autorevole discendente della nobile stiffa dei cantori cagliaritani. Tu mi odi, dillo, mi odi, dillo. No, non ti No, tu mi odi, perché io sono la persona fennificata. Scusa, mi sono incartato. Sì, un po', sentite. Mi chiamo Carta, d'altronde. Sei incartato, certo, giustamente, che dovevi fare? Sei là? Non me lo ricordo. Dillo con calma. Allora, dicevo, sono la personificazione della beltà, mentre tu sei un volgare in estetismo. Ecco, bravo. Sei la verruca del mondo dello spettacolo. Posso fare un'altra metafora? Vai. Sei una calcola attaccata sotto il tavolo della radiofonia italiana. Bravo. Senti, a parte che stai esagerando, abbiamo saputo che sta per uscire il tuo nuovo disco, Ti rincontrerò. Ma perché piangi? Che ho detto di male? Scusa. Perché davanti all'arte mi commuovo sempre. Ho capito. Comunque il mio disco è un capolavoro, un capolavoro assoluto, è una perla che brilla nel mare della musica internazionale, è un'opera d'arte per fini intenditori, è una stella gemella che brilla nella galassia della musica mondiale. Sì, poi andiamo avanti, c'è il telefono. Scusa, devo rispondere. Rispondi, dai, sentiamo chi è. Sono Marco Carta, l'interprete melodico per antonomasia. Con chi parlo? Sono Grazia Di Michele. Eccola là, è la Ho figlia. sentito il tuo disco e stavolta devo ricredere. Non è vero che non sei un bravo cantante. Tu sei una fagna! No, di perché cantante. dici così? Fai schifo! L'ha riappeso in faccia. T'ha riappeso in faccia, Marco. Io sono Michele, parli proprio tu. Ma il tuo ultimo disco era la colonna sonora della sagra del Rutto di Arbata. Che è vicino Grazie di Michele, sei lo scorfano della musica italiana, sei brutta e velenosa. Secondo me il tuo cervello era extracomunitario e lo hanno espulso. Non dire cattiveria. Tu mi udi perché sono un figlio della Sardegna. Non è vero. Grazie di Michele, hai le gambe così a X che con un 1 e un 2 fai la tripla. Ma no, dai, ma non dire queste cose. Maria, Marco, corri che ti aspettiamo. Maria sta arrivando. Ecco. Piange sempre, non capisco perché. Allora sta per arrivare Giovanni Soldini. Sì. Giovanni Soldini. Allora, aspetta, sentiamo. Ci sono novità? Agenzie? Però le leggiamo dopo. Perché se no andiamo in galera, ho capito, dai. Sono veramente gravi, gravi. Sì. Allora, com'è che si va avanti adesso? Non lo so, Cremonesi, fai tu. Vedi tu. Sei pagato per cantare. Vogliamo fare una canzone? No, che dobbiamo fare? Una cosa. Fai un gioco di prestigio. Un gioco di prestigio alla radio. Intrattieni. Dai, spogliati. Fai qualche cosa, sta arrivando Marco Carta, sta arrivando Giovanni Soldini, adesso parleremo di navigazioni, di cose. Tutti argomenti di cui io mi intendo molto, la navigazione, come no? certo. Non ti intendi tu? Tu hai mai navigato? No, soffro il mal di mare. Pure quello c'ha. Ma sai che una volta mi è capitato, era una delle poche vacanze che io abbia mai fatto insieme a lui, eravamo proprio in Sardegna e a un certo punto io dico dov'è Cremonesi? Guardo verso il mare e vedo un animale che nuota e dico guarda quel cagnolino come va. No, allora non sto scherzando, è una cosa che vi dico seriamente, perché che cosa succede? Cremonesi quando fa il bagno si scioglie i capelli ed è la fine. Ora non nuota stile libero lui fa la ranetta, a cagnolino. Ora che succede? I suoi capelli si allargano da dietro, sono talmente lunghi, si allargano e gli coprono le spalle, perché tu vedi solo del pelo che cammina e viaggia. Esatto. Poi quando torna in spiaggia a un certo punto dico dove è Cremonesi? E non mi ricordo che c'era, fa guarda è là che sta nuotando. Faccio, ma dove? A destra o a sinistra del cane? Mi fanno... Che pirla. Lo schnauzer. Sì, perché visto da dietro, ti giuro, sembri uno schnauzer. Veramente, quello. Ma tu perché non nuoti mai a stile libero? Perché sennò mi fanno i capelli in bocca. Avete visto che non dico bugie? Ma un uomo può nuotare a rana, dovreste nuotare a Caimano. Esatto, minimo. E come si nuota a Caimano?
Allora, fai un po' di fantasia, ecco, Caimano, e vedi un po'. Devi muovere la coda. Visto che sta arrivando, mi dicono che Soldini è lì che sta cazzando la randa. Perché noi facciamo marinai, donne e guai, dai, è una cosa banale, però è bella. Te la ricordo? Guarda, non se la ricorda. No. Non se la ricorda. Vuoi vedere che me la ricordo? Inizia subito con l'inciso. Marinai. Così è. E questa, scusa un attimo, questa tonalità qui secondo possiamo te? anche farla più bassa? No, io non voglio, possiamo. Io voglio fare quella come giusta, come è stata questa. scritta. Tu non te la puoi inventare per me, me la fai in tonalità di Michael Jackson. Immagini? Sì. Ma che è? Dai, falla in italiano. Ma per lui è facile, dopo l'incidente. Marinai, donne e guai, quando arriva l'equipaggio, vanno tutti all'arrembaggio di ragazze e cabaret. La ronda gira, gira, per poterli sorvegliare, questa specie di pirati, questi diavoli del mar. Sotto capo, per favore, maresciallo, lascia stare. Dopo mesi di alto mare, questo è il men che si può far. Marinai, donne guai, quando arriva l'equipaggio, vanno tutti all'arrembaggio di ragazze e cabaret. Finale, marinai, donne guai. Bravo, bravo. Giovanni Soldini! Eccolo! Giovanni. Ti giuro, quando mi hanno detto viene Giovanni Soldini, il mio cuore pulsava di gioia, ma anche di curiosità, caro Giovanni. Bene. Sei contento? Sei un po' a disagio perché lui non è abituato a vedere tutta sta gente. No, sono molto divertito. Sei molto divertito. Però insomma, voglio dire, in famiglia c'hai pure un fratello che fa il regista, quindi un po' di spettacolo nel sangue ce l'avrai. Più o meno. Ma come debbano? Posso fare le domande? Sì. Visto che tu mangi, io mangio, bambini, certo. Io faccio le domande. Sembra che gli debba fare un interrogatorio. Ma scusate, ma vuoi un babà? No, io voglio. Allora, intanto. Io mi faccio un bicchierino, va. Ecco. Cioè non ti caghiamo noi, vai avanti tu, vai. Cioè, ma scusate, io sono qui davanti a Soldini e a Baldini che sembrano due. Uno beve e uno mangia. Sì, esatto. Vai avanti tu, vai. Vabbè. No, come ti è venuto in mente però ci viene da chiedere. Sì, di fare il navigatore solitario. Solitario. Avevi l'alito pesante, cioè, no? Perché nessuno vuole venire con te? Qual è il problema? No. Non è quello. Allora no, se mi fai dire una roba seriamente te la dico. Seriamente. A noi seriamente. Senti chi parla, mi dice seriamente a mezz'ora che ciuccia vino con coso, con Baldini. Prego, allora, no, la vera ragione all'inizio è stata che diciamo negli anni 80 così le barche con cui si correvano le regate in solitario erano secondo me molto più avanti e molto più interessanti che le barche con cui si correvano le regate in equipaggio. Questo perché si chiamavano barche open, quindi tendenzialmente si poteva fare più o meno tutto, se uno aveva una buona idea faceva una barca giusta. E quindi questa è stata la prima ragione che mi ha avvicinato a questo mondo. Poi appunto è un mondo tipicamente francese, perché ovviamente i francesi stanno sempre prima di noi. Ma li chiamano transalpini e stanno in mare, come cacchio è? Si chiamano c'hanno pure il mare. Alpini dove andare a Gay Pride. Appunto, basta, perché vanno al mare? No, perché hanno avuto Tabarly, che è stato un grande maestro, ha inventato un sacco di cose e ha un po' inventato anche questo mondo delle barche open con appunto le regate in solitario, transoceaniche, i giri del mondo in solitario e quant'altro. Ma quando si costruisce una nave del genere, no? Te? La nave. Scusa, la barca, scusa. È il vino, purtroppo mi amplifica tutto. Solo la barca diventa nave, esatto. Soldini diventi io divento bravo, capito un sacco di cose. E quindi, no, volevo dirti, partecipate anche alla costruzione, uno sta lì al cantiere o dove si No, io mi sono sempre costruito le mie barche. In che senso? In tutti i sensi. Tu vai a fare il giro del mondo, ti fai è come se Raikkonen ne partecipasse, mi faccio la macchina come ma veramente fa la Ferrari. Ma tutta da zero? Da zero. Scafo? Sì, di solito collaboro con l'architetto che la progetta e poi anche o faccio proprio un cantiere da zero. Una barca addirittura l'ho costruita qua vicino a Latina in una comunità terapeutica molti anni fa, nel 91.
a Borgo Sabotino. La barca si chiamava Stupefacente. Scusa, ma se tu ora viva Radio 2 mi vieni e dici, bevi vino con Baldini e poi mi dici che la barca si chiama Stupefacente, io mi alzo e me ne vado. Dovessi vedere come va la coca. No, è stata una storia bellissima di molti anni fa, ma comunque con quella barca ho fatto il mio primo giro del mondo in solitario. Ma eri fermo o giravi? No. Perché sai, con Stupefacente. Basta Baldini, no, basta. Era una regata intorno al mondo dove c'erano una ventina di barche. Io sono arrivato secondo, ho vinto 2 tappe su 4, è stata una gran barca, ero sponsorizzato da Kodak ai tempi. Però la barca è stata costruita in una comunità ed è stata veramente un'esperienza stupenda. Bello. Scusa, ma come noi siamo profani, sì, proprio quando c'è la gara del Giro del Mondo, uno fa una gara con 7, ma vi vedete o uno parte e non vede lo stesso nessuno? Il sorpasso come avviene? Esatto. Da dove? Da destra oppure? Tu lo vedi quello che ti sta sopraggiungendo? Siete tutti sulla stessa rotta oppure che so, uno passa dal non lo so? No, dipende. Dunque, innanzitutto riceviamo le posizioni di tutti ogni 2 o ogni 4 ore, quindi sappiamo dove sono, sappiamo quant'è la distanza all'arrivo. A volte poi navighiamo anche a vista, a volte succede che in mezzo al mare ti ritrovi con uno. E vi parlate? Molto raro. Molto raro. A volte lo facciamo, ma quando sei da solo su una barca è molto importante la psicologia, quindi se ti parli con un tuo concorrente è tendenzialmente per ucciderlo psicologicamente. Ah sì, lo vedi? Ehi, come va? Io vado benissimo. Auguri, caro. Esatto. Tante cose belle. Tante cose. Lo sai che visto da qui navighi veramente? Guarda quest'altro maestro. Certo, bellissimo. Senti, arrivano domande. Il culo alla balena. Esatto. Come sta quella trota di tua sorella? Trota. Ci mancherebbe mai. I figli di quella arrivano città domande greca. No, senta Giovanna, ecco, avevo una domanda bellissima, però non mi ricordo. La nostra geniale redazione da domande. Allora, quando uno viaggia in macchina per passare il tempo si fa il gioco delle targhe, si salutano le pecore. Esatto. C'è un equivalente in mezzo all'oceano. Quanti punti vale una balena? Questa è la domanda. No. Bella domanda. L'hanno fatta. Ce l'ha mandata giurato da uno mattina. Che fai per passare? Cioè, ma si vedono pesci? Qual è la roba più strana che hai visto mentre viaggiavi? Pesci si vedono, sì, per fortuna ogni tanto si vedono i pesci, ci sono, puoi incontrare di tutti, dalle delfini alle balene, alle orche, ai pesci cani. Le orche. Hai visto proprio che esce proprio prima vedi il bianco poi il nero? Sì. No, vedi in genere vedi la pinna. Vedi la pinna, come ti comporti in quel mondo? Niente. Ti caghi addosso. Esatto. Vedi la pinnona. Senti, l'alimentazione. Cosa mangi? Pesce. Cosa vuoi mangiare? No, l'hai detto, guarda, senti non si mangia? No, senti questo. No. Allora, alimentazione, io ho messo a punto un metodo particolare per fare la pasta. In pentola a pressione, mi faccio la pasta in pentola a pressione. E il fuoco? No, il fuoco c'è un fornelletto ad alcol. Però faccio il soffritto, metto la pasta, metto tutto quello che ho tutto insieme. Da checco il marinaio. Sì, senza scolare, senza scolarla? No, perché viene come il riso praticamente. Buona. Perché non mi invidi a pranzo? Non ci crederai, ma viene abbastanza buono. Vabbè, Giovanni, senti, stai con noi. Meglio degli liofilizzati che si mangiano i miei concorrenti. I francesi. Ecco, io sapevo, è roba da liofilizzati, guarda. Senti, Giovanni, tu conosci Marco Carta? Tu che seguivi Amici Marco Carta Nautica, sì, sicuramente. Certo. Allora, adesso poi man mano, se vi vengono delle domande, delle curiosità, perché io un'altra curiosità un po' piccante ce l'avrei. Sì, come fate per tutto quel tempo? Dopo 3 mesi, navigatore solitario. Insomma, io mi farei un branzino, cioè nel senso che no, può capitare un pruritino dopo 6 mesi di mare, insomma. Ma che 6 mesi di mare? Quanto? Va, massimo un mese. Cioè fare il giro del mondo un mese? No, fare il giro del mondo, però il giro del mondo io ho fatto a tappe, quindi sono 4 tappe più o meno. Quindi
4 tappe ti sei fatto. No, 4 tappe. Allora un mese scusa. Mi hanno mandato una cosa molto divertente su cosa hanno in comune Cremonesi e Soldini. Cremonesi ha tutte le caratteristiche perfette per fare navigatore solitario. Non ha una donna, pratica l'autoerotismo, adora le poppe e il maestro Cremonesi vive su un albero, infatti lo chiamano l'albero maestro Cremonesi. Ci siamo morti da ridere questa cosa. Allora Giovanni, che musica ascolti solitamente quando ti capita, anche se non in mare? Ma di tutto. Quello che ti capita. Teresa Desio, per esempio. Sono un grande fan, è una mia amica, quindi. Soldini è bello, Valente. Vieni tutti i giorni. Sì. Allora ha preparato un pezzo di Teresa Desio, tu che ce l'hai tutti. Sì. Allora, adesso tra un po' arriverà Marco Carta, fra 5 minuti, ma prima parleremo di calcio, che domani, signori, domani iniziano gli Ma l'hai letto lì? L'hai letta la cosa a proposito di calcio? Che è successo? La Gazzetta dello Sport, che hanno fatto la festa a Casa Azzurri. Ah, che Cassano faceva il karaoke. Il karaoke, c'è stato l'animatore, faceva il karaoke, vogliamo chiamarlo per sapere come va? No, vediamo. Sentiamo, dai. Sentiamo se il fantasista barese ci risponde. Si trova in Austria, a Baden. Stiamo un po'. Tanto lui a quest'ora, figurati se si allena. Allora, siete pronti? Che è sta roba? Tocca a voi, via. Che è sta roba? Ma cosa fanno ancora il karaoke? Allora, fammi una cosa, cassonetto. Allora, prima canti tu, cassonetto umido, e poi tocca il secco. Il secco, no, mi dispiace lasciare, poi fate quello. Sono cintura nera di karaoke. Certo, vai. Mi dispiace di svegliarti. O tocca a lui. Forse un uomo non sarò. Ora tocca all'altro. Ma d'un tratto che devo lasciarti. E ora basta perché mi avete sfrandumato le palle. Sì, siete una cambiamo. Ma cambiamo come si fa? perché... No, sai qual è? Che la canzone non è data a voi. Voi chi siete, i miei? Cugini. E come vi chiamate? Cassonetti. E allora, visto che siete i miei cugini, fatemi un pezzo dei cugini di campagna, vai. Ma che torna a casa tu. Non siete cuscoglioni. No. Siete veramente una cosa che non si può. Veramente. Antonio? Mi avete fatto grippare la ferrura. Antonio è la radio. Chi è? È la radio, ciao. Baldini, come stai? Bene? Chi è? Baldini, la radio 2, ti allora? Dicevo, come te la sei cavata come animatore del karaoke? Se l'ha fatta il tuo socio lo possono fare tutto qua. Veramente. Mi sono messo una giacca gialla, ho preso un microfono e sono andato. Vabbè, dai, ti mancava solo il codino. No, ce l'ho. Pure quello, chiedi alla tua sorella. Vabbè, lasciamo perdere. Senti, non sapevo che tu fossi appassionato di musica. Senti, sono amante dei classici. Tipo classici, Mozart, Beethoven, sì, Bach, il deodorante. Ma che sta a dire, voglio? Quella è gente morta. Gente morta. Ma che? È gente morta. Sì. È viva. No. La gente non viva. Ecco, e i classici quali sono? I classici sono Albano Carrisi, D'Alessio, Nino D'Angelo, oppure i teppisti dei suoi. Musica straniera, niente? In questi giorni sto cercando un CD di una cantante austriaca, ma non lo so. Cantante austriaca? E chi è, scusa? Amy Winehouse. Ma non è Winehouse, vabbè, senti, lasciamo stare la musica, parliamo di calcio, dai. Perché? Come perché? Lunedì giocate la prima partita. Veramente? Sì. C'è la prima partita? Sì, lunedì 9. Di quale campionato? È che è quello d'europeo, la nazionale italiana. E non hanno detto niente. Come no? Ma chi è che mi doveva avvisare? È Donadoni, penso. Scusa. Ce l'hai un amico là dentro? Dimmi quando è la partita? È lunedì. Prossimo. Lunedì non c'ho un addio al celibato a Barivecchio. Ma che c'entra, scusa? Ma che c'entra? Ma scusa, ma contro chi giochiamo? Contro l'Olanda. Ma vabbè, ancora sapevo. Hai capito cosa che giochiamo? Sai, quello sono scherzi, è quasi una amichevole, una formalità. Sì, Gli olandesi sono sempre fumati. Dunque, allora ho capito. Ho capito. Io c'ho la maglietta pronta per quella partita. E che c'è scritto sulla maglietta? Che lo so, fate giù. Su quella maglietta che c'è scritto? È una cosa semplice. Cioè che... Antonio Cassano vi sfonda il tulipano. Vabbè, grazie. Grazie Antonio, basta. Hey.
radiopromozione mo, Dicevi, c'è una bella radiopromozione. Facciamola fare a Giovanni. Giovanni, mi fai la cortesia? Sì. Dai, annuncia la radiopromozione. Fai radio con noi. E ora è il momento di una radiopromozione dopo Marco Carta, vai. E ora è il momento di una radiopromozione dopo Marco Carta. Puoi andare male con la barca, io sono pisato con la nave. Spondata da gente, si non aveva niente, abbiamo Tereso Desio. Uma come giucuriere, un po' filo stiso per guardiere. Vediamo quanto dura. Campionato indoor di ridatevi. No, in onore di Giovanni Soldini abbiamo fatto uma di Teresa Desio. Allora ci siamo, stava per arrivare il nostro ospite per la prima volta credo in un programma Rai, perché lui viene è Mediaset. Sì, lui è Mediaset. Qui non dovrebbe neanche entrare Marco Carta. Eccolo! Cuffia Marco. Buonasera. Cuffia. Marcuccio, allora, è un bimbo, facciamo un applauso, è un bimbo, grazie. È un bimbo. Sei un bimbo, sei ancora. No, dai. 23 anni. Io 23 anni, come sei detto. Neanche con le bambole giocavo a quelle 23 anni, incredibile. Io ero in Costa d'Avorio quando avevo 23 anni. In qualità di tante volte guarda, nella vita succede, lui giovanissimo e guarda chi c'è davanti alla porta, l'anziano più giovane del mondo. È vero. Gianluca Guidi. Lo sai, se si mettono Gianluca, guardalo! Marco, tu conosci Gianluca Guidi? Sai chi è? Te lo dico io. Gianluca Guidi è un artista, diciamo, tutto tondo, fa teatro, molto teatro, musical. È un po' anziano, però. Suo padre è famoso, Bobby Solo. No, Gianni Torelli. Se Gianluca Guidi si mette accanto a Soldini fanno il vecchio e il mare. Bravo Baldini, il vecchio e il mare. Gianluca, abbiamo Marco Carta, tu l'hai visto, l'hai seguito questo ragazzo? Domanda perché mi hanno appena messo la cuffia. Marco Carta ha vinto la Amici come cantante. Beh, è la prima volta che viene in un programma Rai, Marco? Sì, assolutamente. Sì. Non si sente per niente che viene da là, no, meno male. Senti, abbiamo al telefono per te una sorpresa, grazie di Michele. Senti, no, scherzo. Ma era vera sta cosa qui, questo vostro, diciamo, no, era un po' faceva parte, no? Sì. E ti odiava proprio. Dai, cioè non è che mi udia come dici tu. Che fa? No, non è odio. Ti spronava. Diciamo, sì, diciamo con gli speroni di ferro, però. Cioè. una sua tecnica di spronamento, chiamiamola così. Però Jurman ti vuole bene. Invece. Molto. Jurman. No, perché lui fa l'imitazione mia che imito lui. Scusa, mi canti un pezzo di Masini? Ok. Vai. Quando sei disperato dentro me come te. Hai preso le note quelle giuste e sbagliate, cioè quelle sbagliate e giuste. Giuste e sbagliate. Senti, allora io sono contento nel senso perché quando un ragazzo grande personalità nel cantare, grande talento, voce, poi c'è una bella voce, molto graffiata, molto particolare, sì, bella voce, poi insomma, non possiamo dire ce la fa perché ancora è presto, tu lo sai che ancora è prestissimo, ancora devi mangiare pane, ma proprio devi mangiare però, pane. Dai. Però la via è quella giusta, sei sulla strada giusta, anche perché oggi non è che ci sono un sacco di programmi che sfornano talenti e cose varie. Non è facile, la giungla è molto aspra, però tu insomma sei. Senti, tu hai detto esattamente di Cagliari, vero? Cagliari. Ti voglio presentare. Tornerò già a Cagliari. Oggi torni a Cagliari? Oggi vado a Cagliari. Lei si torna a Cagliari, sembra un film. Guarda lì il chitarrista nostro di Sassari. Che rapporto avete voi tra Cagliaritani e Sassaresi? Allora, nel caso di noi due nessun tipo di rapporto, se c'è pacifico. Invece solitamente c'è un po' di rivalità, diciamo, dai. Ma come in tutti i paesi, in tutte le regioni, che Catania, Palermo, è molto stereotipata la cosa, quindi alla fine ride. E smettila. Io lo guardo, lui mi guarda in faccia e ride. Tra l'altro ha una particolarità, Marco Carta, quando ride gli si chiudono gli occhi. È vero, lui ride, ha due fessure. Cioè gli occhi chiusi. Se uno lo vuole menare, basta che glielo fa ridere, lui finito, non vede più niente. Esatto. Senti, allora, siccome capisco
capisco sia l'emozione, l'imbarazzo, un pubblico, anche se hai già fatto gli spettacoli, quindi ti metto a tuo agio. E allora il tuo agio qual è? È un microfono, una bella musica di una canzone che ti piace, un sassarese che suona vicino a te, un sassarese vicino, un sassarese, com'è che li chiamano in sassarese? Picababbu? Picababbu. Magna cabra telefonica siamo una specie di nuraghe. È vero, il nuraghe. Faremo finta. No, devi andare la pecorella ce l'hai. Okay. Guarda, la pecorella suona pianoforte. Allora, Marco Carta, che vuoi cantare? A chi? Cominciamo con a chi? Vai. Poi dopo ci presenta il nuovo singolo, ragazzi, vai. Si cimenterà in una cosa inedita. Allora, Marco Carta in A chi, suonata da Cremonesi e i suoi sassaresi. Vai! A chi sorriderò se non a te. Bravo Marco. A chi se tu non sei più qui. Ormai è finita fra di noi, ma forse un po' della mia vita è rimasta negli occhi tuoi. Era solo fino a lì, bravissimo. Era solo grazie. No, aspetta, dove grande voce. Ragazzi, pensa che questa canzone, quando fu scritta, era in inglese, il testo italiano, A chi, fu scritto quando dissero a Fausto Leali, dovresti prestare 1 milione a Baldini. Allora devo dire che c'è mia nipote Nicoletta in brodo di giuggiole che ti sta guardando lì. La vedo. Il problema è anche mia moglie prima. Sì, anche mia moglie, devo dire la moglie di Baldini è una fan di Marco Carta. Proprio sfegatata. Abbiamo avuto modo di parlare prima. Con chi? Solo parlare. Attenzione. Siamo andati nel ripostiglio. Eccolo là. Cornotazzo. C'è niente da fare. Allora, visto che sei là, cosa facevi prima di Amici? A parte, penso sei andato un po' a scuola pure. Ci mancherebbe, certo. Ci sono le scuole a Cagliari. No, ma pure in Sicilia c'erano. Questo non vuol dire che lui non ci andava, esatto. Era in questo senso la domanda. Noi pure ne avevamo tante scuole, licei a chili, però tu, voglio dire, prendevi il giro largo. Certo. Allora, vabbè, facevo il parrucchiere di giorno e poi la notte andavo in giro a divertirmi. Ma parrucchiere per signora? Signore, signori, ragazzi e ragazze. Ma dai, ma quanti anni avevi quando facevi il parrucchiere? Io ho cominciato prestissimo perché provengo da una famiglia di parrucchieri. Ma dai, quindi il lunedì festa sempre tu la tua vita. Ma relativamente alla fin fine, perché poi ci sono gli extra. Hai capito i parrucchieri che fanno il lunedì? Fanno tutti. Le fatture le fate il lunedì? Certo che no. Hai capito, Carta? E poi a un certo punto è arrivata l'occasione, Maria De Filippi. Non è l'occasione, 5 anni provando. Di cosa? I provini. Maria non è venuta a casa mia, Maria. Sei tu che sei andata, adesso la montagna non va da Maria. 5 anni. Per 5 anni? È certo che ti ha preso poi dopo 5 anni. Un po' per esperimento. Ma infatti chi la dura la vince. Bravo. Allora, ma hai fatto il provino, quindi sei entrata in quella bolgia di Amici e hai vinto, quindi complimenti. Però hai visto, sentito che voce graffiante che ha? Allora, il tuo singolo si intitola Ti rincontrerò, disse sempre dopo che ebbe prestato i soldi. No, era Ti riprenderò in realtà. Allora, dal 6 giugno in radio il primo singolo, esce il 13 giugno. E questa è una prova importante, quella del singolo, certo. Fino adesso ti sei misurato in cover, diciamo, di cantanti. Questo è il mio primo inedito. Però non lo facciamo subito, facciamo ancora aspettare. Vuoi farli rosicare? Sì, adesso ci vuole una pausa, perché dobbiamo sentire, c'è una polemica in atto, ragazzi, oggi non che sull'unità. Una polemica in atto, non so se hai l'articolo lì.
Furio Colombo sì, con Brunetta. Con Brunetta, si lo prende in giro per la sua altezza e Brunetta gli ha arrabbiato, si è dato del razzista. Noi non abbiamo il numero di Brunetta, però abbiamo il numero di Berlusconi. Sì, proviamo a chiedere a lui saprà sicuramente. Sì. Allora, nel frattempo si prepari Marco Carta con l'altro pezzo che avevate preparato. Qual era? Dopo a chi? E tu? Di Baglioni? Sì. E tu, è bellissimo. Allora, chiamiamo un attimo Bern. Dai, chiamiamo il Premier, sentiamo se ci risponde. Sentiamo, pronto? Niente, squilla ancora. Stiamo un po'. Era in bagno magari. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Un attimo, scusate. Sì. Allora, vengo Aurora, sì. Nella visita col Papa. È stata un'esperienza, sono ancora toccato, meravigliosa. Lo immagino, essere alla presenza di Sua Santità deve essere un'emozione veramente forte. No, l'esperienza meravigliosa è stata l'incontro con l'Arcangelo Gabriele, che, guardi, sono ancora, che mi è apparso subito dopo nei corridoi e mi ha detto: non so chi sia quel tedesco vestito di bianco, ma tu sei l'eletto. Addirittura, Matrix. Fantastico. Abbiamo chiuso qua di fare la trasmissione per sempre. Dicevo, lei cosa gli ha risposto? Io ho detto, è ovvio che sono l'eletto, ho vinto le elezioni, insomma, ho scoperto l'acqua calda. Ti giuro, me lo facevo più sveglio il Gabriele, lo sai. Andiamo su una cosa che abbiamo letto, una dichiarazione in cui dice che la Chiesa rappresenta una ricchezza per lo Stato laico. Esatto, è una ricchezza e per questo va difesa. Io ho sempre difeso la ricchezza e su questo nessuno mi può smentire. Senta, ci dica, cosa vi siete detti con il Santo Padre? Mi ha fatto un po' il resoconto di quello che hanno combinato così negli ultimi 2000 anni il mio nome. Comunque non ho telefonato per raccontarvi cosa dico nelle mie riunioni con il mio segretario. Ho chiamato perché oggi ho letto che Furio Colombo definisce Brunetta un mini ministro. È vero, è un fatto gravissimo. Primo, perché è inammissibile che un comunista sia ancora a piede libero. Secondo, perché non si fa politica offendendo gli avversari e colpendoli sui difetti fisici. Non toccatemi il mio piccolino. Il mio Baby Brun, come lo chiama Gordon Brown, il mio amico, Baby Brun. No, guardi che Colombo si riferiva alla statura politica, La statura è statura, non si scherza sulle cose serie. Ma no, era una critica al suo operato, dai. Il Brunetta sta andando benissimo. Sono andato proprio ieri a parlare con le sue maestre e mi hanno detto con le maestre? Che è bravissimo. Un telefonino, Presidente, le squilla. Pronto? Gianfranco, dimmi. È finito questo. Respira tra un singhiozzo e l'altro, se no ti strozzi, lo capisci? Piange. Ma sì che gliel'ho dato io il permesso. Ma non c'è niente di male a me. Niente di male a mettere il poster della Prestigiacomo nuda in camera. Come? No, questo è grave. Passamelo. Sentiamo. Umberto! Lo so che sei in canotta, lo so, ma non me lo avevi detto che la Camera era la Camera dei Deputati. Non si fa! Grazie. Eccoci qua. Allora, siamo sempre qua con Marco Carta che sta aspettando da 20 minuti giù. Fa bene un po' d'attesa prima del... Allora, qual è la canzone, scusa? E tu? Digli però a Marco fino a dove l'hai fatta, sennò poi lui continua. Strofa inciso. E basta. Scusa un attimo, Gianluca Guidi. Guarda, ti faccio sentire una canzone, ti faccio sentire perché tu non conosci Gianluca Guidi. Tu conosci E tu, no? Di Baglioni, tu la conosci E tu? Ovviamente no. Chiaro. Ecco, vedi, per lui troppo moderno. E tu è una new entry, è una canzone nuovissima. No, perché mi sarebbe piaciuto sentirla prima da te in versione un po'. Sai qual è? È quella coccolati ad ascoltare il mare. Quanto tempo siamo stati. Quella lì. Ecco, se forse la sta. Sentiamo. Ma le parole non le so. Ma le parole le troviamo. Accoccolati ad ascoltare il mare. Dai, e poi la fa lui da quanto tempo siamo stati. Ecco le parole, guarda. Attenzione, le parole arrivano. Poi vai. Da crooner, Ecco, ti faccio sentire come si cantava questa canzone nel 1962. No, 34, che 62.
Vai Gianluca, vai. Non sento il pianoforte in cuffia però, No, è lui che non lo suona. Sì. Prego. Accoccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati. È giusta? Sei giusta. Perfetto. Senza fiatare. Vai. come prima. Seguire il tuo profilo come un dito, mentre il vento accarezzava piano, grazie, il tuo vestito. Eccolo. E tu, fatta di sguardi tu e di sorrisi ingenui tu. Beh, però una sua interpretazione è bella. Dovreste anche staccare un tempo diverso, perché se lui la suona così io vado dietro. Fa la swing. Aspetta che è uscita scusa un attimo, è uscita la notizia che per Soldini, perché questo lui non ce l'ha raccontata. Nell'ultima regata in solitaria Soldini ha visto sul navigatore le posizioni di due concorrenti nell'oceano, uno a 50 miglia e uno a 80 miglia, e ha detto: oh, ma che è sto casino? Attenzione, qual è la versione swing? Perché è sempre vecchio. Vediamo. Accoccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati, Cavaliere whisky, grazie. senza fiatare, seguire il tuo profilo come un dito, mentre il vento accarezzava piano il tuo vestito. E tu, fatta di sguardi tu e di sorrisi ingenui tu, ed io a piedi nudi io sfioravo i tuoi capelli e fermarci a giocare. Grazie, va bene, bravo Guidi. Pensate, dopo Gianluca Guidi c'è stata la guerra, poi la Repubblica e ora Marco Carta. Accoccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati, senza fiatare, seguire il tuo profilo come un dito, mentre il vento accarezzava piano il tuo vestito. E tu, fatta di sguardi tu e di sorrisi ingenui tu, ed io a piedi nudi io sfioravo i tuoi capelli io, e fermarci a giocare come una formica e poi chiudere gli occhi e non pensare più. Senti freddo anche tu, forse sei l'amore. E adesso non ci sei che tu, soltanto tu e sempre tu, che stai scoppiando dentro al cuore mio. Ed io che cosa mai farei se adesso non ci fossi tu ad inventare questo amore. C'è la pubblicità ora? Sì. La tua pasta di voce, che pasta del capitano. Possiamo anche farlo heavy metal con lui, si può provare. Se si potesse. Vai, no, basta. 6 volte che sentiamo il tuo. No, per vedere tutto il rispetto, uno strappa il poster di Baglioni. Tutto il rispetto al Baglioni, che ieri è stato premiato da me, tra l'altro. Ai World Music Award and the World, presentato da, non mi ricordo mai. Neanch'io, erano due, erano un'altra e una meno. Bossari? No, Belle gnocche. No, erano due donne. Niente, no. Signor Marco Lolli 2 è arrivato. Sì, eccolo qua. Abbiamo la pubblicità. Vai.
Soldini con noi, Giovanni Soldini, una domanda, vedi qualcuno del pubblico ha fatto una domanda? Sì, è arrivata una domanda, e questa, cosa è cambiato nella tecnologia in barca negli ultimi 10 anni? Esempi, meteo, internet, cose? È cambiato moltissimo, perché 10 anni fa si navigava con la radio e basta, quindi... Adesso anche con la TV? No, adesso sono i telefoni satellitari, praticamente c'è internet come a casa, quindi si ha a disposizione una quantità di informazioni bestiali. Si riesce ad avere magari le previsioni europee, le previsioni americane, l'analisi, il QuizCat, che è una foto satellitare che ti dice l'altezza delle onde. Si naviga con molta più possibilità di domanda. L'onda più grossa che hai ricevuto? Sto facendo domande e a farlo. No, bella questa onda, perché io sono un fan delle onde. Ero quasi una domanda simile, tipo, hai mai avuto paura? Cioè mi dici stavolta non esco vivo? Ti è mai successo? Qualche volta sì. Perché c'è stata poi anche la seconda, perché a me è successo una volta, io non ci mai più, finita l'aereo tutta la vita. Sì. Ma tipo cosa in particolare? In mare ci possono essere delle situazioni abbastanza pesanti, ci possono essere delle grosse tempeste con venti e onde veramente grosse. Tipo come nel film Tempesta Perfetta. No, quelli sono 40 metri quando tornavo. No, 40 metri no, ma 10 metri molto meno. Sì, bastano dai 10 metri che sei. Ma è così 20 metri d'onda già. Cioè 20 metri, tu sali proprio lì sopra la cosa e poi la superi. La superi? La barca la devi ritingere dopo, perché se sei mai caduto dalla barca? No. Non è una cosa permessa, diciamo così. Anche soprattutto se sei da solo, non ti conviene. Chi ti tira su dopo? Lancia la cima! E fai da solo, dici, che cazzo lo chiede? Incredibile, guarda. Marco Carta, capito chi c'hai vicino? Io ho capito. Tu il massimo che fai che è Cagliari-Roma, vai. Vabbè, ma che c'entra? È un tipo di arte diversa. L'arte della fune e l'arte del canto. L'arte della fune sembra un boia. Sentilo come l'arte della fune, mi piace. Cagliaritano è meraviglioso. È meraviglioso. Io ho 20 amici che mi diverto solo a sentirli parlare. Anche che parlano con la molto aperta. E tra l'altro a Cagliari, la cosa bella di Cagliari è che fanno una bella differenziata. Cioè? La raccolta delle immondizie. Sì? Sì, fanno non so se a Cagliari, però nella zona che conosco io proprio 6 sacchetti. Secco, umido, a quarto la fanno bene. A quarto la fanno bene, ma bene, cioè, lì se sbagliavi a me veniva qua, adesso qui non te la ritiro, perché qui nella carta c'è un i sacchetti si ribellano. Si ribellano veramente. Veramente. E io feci la famosa domanda, scusa, ma il pannellino con la cacca di mia figlia dove si mette? Dove lo metto? Che fa pacce umide e secche insieme. E fa, guarda, aspetta 3 giorni e metti tutto nel secco. Bruciato, via. Vabbè. Allora, adesso organizziamoci, abbiamo novità telefoniche? No, non ne abbiamo. Allora c'è una battuta che è arrivata dal nostro bassista Carmelo, che è il più, diciamo, demenziale del mondo. Proprio. Ha detto prossimamente il duetto destinato a vendere molte copie, moltissime. Carta Carboni. Madonna. E lui, guarda, il nostro bassista Carmelo. È bello perché si sente il gelo nella sala. Però ridono. Carta Carbone non è male. A denti stretti, però. Allora signori, c'è una notizia che oggi proprio sui giornali dicevano riguardo a qui a Roma i lucchetti, vi ricordate i lucchetti dell'amore? Quelli del Ponte Miglio. Ponte Miglio, ora sono anche a dove erano? Alla Fontana di Trevi. Li hanno messi, sono spostati perché ormai vivono di vita propria. Voi sapete chi l'ha lanciata, no? I lucchetti li ha lanciati Federico Moccia, che era uno dei personaggi più in voga l'anno scorso, esatto. Radio 2, e quest'anno non abbiamo mai richiamato almeno una volta prima che finisca Via Radio 2. Io lo chiamerei per sta cosa dei lucchetti. Sì, dai, lo scrittore di 3 metri sopra il cielo, Voglia di te, lui insomma, dai. È lui che grazie a un suo libro è nata questa moda. Sentiamo, Federico Moccia, buongiorno, bentornato. Chi sei? Come che sono? Sei un mio fan? Non proprio. Sei adolescente? No, sono Baldini, Radio 2. Ego te absolvo peccati tui. In nomine Padri, Gigi, Luli, Vali, Stefi e Rubi. Che è latino? No, ti stavo dando l'estrema unzione. Ma dai, ma perché dici sta roba? Dai. Lasciamo stare. Sei anziano, Marco. Cosa hai fatto in tutto questo periodo che non... Ma in questi mesi ho scritto veramente 6 mesi sono passati. Sì, esatto, 36 libri. 36? 6 al mese. Ma solo perché me la sono presa comoda.
Senti, e questi nuovi romanzi adolescenziali come li hai intitolati? Ho scritto 3 metri sotto Ponte Milvio, sì. Ho una voglia di fragola di 3 metri, sì. Scusa ma mi chiamo Moccia, e poi l'ultimo che sto finendo di scrivere, ma proprio l'ultimo che farò. E come si intitola? 3 metri sottoterra. Ecco appunto. Quella. Vabbè, certo. Però te lo devo dire, ho decrepito Baldini. Perché sei anziano. Quanti anni hai? 49 a 70. Non ho mai conosciuto nessuno di 49 anni. Cioè proprio erano già morti da mo', ho capito, vabbè. Questo è il periodo più felice della mia vita. Ah, bello. Veramente sono felicissimo. Ti è nato un figlio? No, mi è spuntato un brufolo al centro della fronte. Vabbè, non è che... Beh, purtroppo l'unico rammarico, sai qual è? È che proprio non è un brufolo purtroppo di acne giovanile, è solo colpa di un banane panino col salame. Ah, vabbè, dai. Però... Ok, però... Avere in fronte questo simbolo di giovinezza rosso, gonfio, con la puntina gialla di busto, mi rende fiero. Non lo schiaccerò mai. Bravo, complimenti. Senti, guarda che qui continuano ad arrivare delle mail per te. Ne ho una qui che devo leggerti per forza, che è una tua fan. Va bene. Vado? Vai, leggi. Ciao Federico. Ciao. No. Come stai? Tutto bene? No, aspetta. Ciao Federico, te lo dice lei. Chi? È questa che scrive. Aspetta, allora. Sì. Prendo una penna. Sì, ciao. Deve scrivere. Ciao. Federico. Ciao. Come stai? Chi lo dice? No, lei dice ciao Federico. Ciao, dico ciao. Ciao, ok. No, è lui, scusa, mi sono innamorato. Complimenti Baldini, era ora, una bella cosa. No. Per uno vecchio come te, riuscire a trovare l'amore è veramente una cosa molto bella. No, è lui che sei... Di te? Sei innamorato di te? Chi? Lui? No, è lui di una lei. Ah, ha lasciato lei per mettersi con te, bravo. Vabbè. Complimenti. Allora, mi sono innamorato della fidanzata di mio fratello. Chi? È lui che ti scrive. Allora, mi sono innamorata della fidanzata di mio fratello e ci frequentiamo di nascosto. Virgola. Virgola. No, non scrivere virgola, basta che fai... Cosa devo fare? Devo dirglielo? Cosa deve fare chi? Secondo chi? Lui, Lori 93 si firma. Lori 93. Allora, scusa, dopo cosa devo fare? Sì. C'è l'uncino col punto sotto? Sì, c'è l'uncino, il punto interrogativo. Ho capito. Okay. Allora, cosa devo fare? Devo dirglielo? Sì. Esatto. Firmato Lori 93. Sì, lui si è innamorato della fidanzata di suo fratello. Ho capito. Capito? Ho capito tutto. Sì. Posso rispondere? Sì, vai. Allora, caro Lori 93, nella vita, quando ci si guida da quel sentimento impermeabile e transoceanico, come direbbe Soldini, un po' unto e appiccicaticcio che si chiama amore, non bisogna avere paura di dire la verità. E quindi? Dì a tuo fratello che sta con una zoccola. Benissimo, grazie. Allora manca un quarto d'ora alla fine di Viva Radio 2, ancora dobbiamo sentire il momento clou della carriera. Ma no, guarda che si può anche sbagliare qualcosa nella anzi, dillo a me. Spero che tu possa sbagliare qualcosa, perché porta bene, capito? Se tutto va bene poi... Io ho sbagliato un sacco, infatti. Cosa? Cosa hai sbagliato? Le canzoni, i testi. Quando era ad Amici era il carattere. Senti, ma Pasqualino? Guarda, siete amici poi alla fine, dai. No, vabbè, c'è rispetto, non c'è un'amicizia. No, certo, non andare a mangiare la pizza insieme. Assolutamente no, neanche mangiamo nello stesso piatto. Cioè, normale, c'è rispetto, ci si saluta, però magari fuoco al c'è un'incompatibilità palese, quindi non... Com'è l'incompatibilità? Palese. Come l'aeroporto di Bari, uguale. Bari palese. Però ci rispettiamo, abbiamo anche parlato un po', tranquilli. Bene, l'anno prossimo che farai televisivamente? Andrai ad Amici? Vabbè, io non sono Nostradamus, che ne so. Battutona, questa la segniamo, Cassini impara. No, non lo so, mi auguro di poter fare un sacco di cose. Aspetta, ecco qua, c'è una notizia che ti riguarda, il tuo passato. Sì. Allora, Marco Carta confessa a Vanity Fair, hai fatto un'intervista, dice: ho sbagliato un sacco. Quando Berlusconi venne in vacanza in Sardegna, io fui il suo primo parrucchiere e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Lo so.
Va bene, allora adesso Marco è giunto il tuo momento. È il momento del singolo nuovo. L'album d'esordio è Ti rincontrerò. E ci sono 3 inediti dentro, no? Yeah. E poi c'è Chi, c'è e tu, la Donna Cannone. La Donna Cannone, sì, hai fatto anche di De Gregori. La Donna Cannone, sì. Poi? Ti pretendo di Raff. Sì. Mi ritorni in mente di Lucio Battisti. Bella quella, fai l'inciso, su, vai, fai d'accordo, mi ritorni, troppo alta così. Vai. Via. Torni in mente, bella come sei, forse ancora di più. Duetto. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. Un angelo caduto in volo, questo tu ora sei, in tutti i sogni miei. Come ti vorrei, come ti vorrei. Marco, grazie. Dopo questo duetto Giovanni Soldini ha deciso di ripartire immediatamente per il giro del mondo. Tra l'altro la Donna Cannone in versione cagliaritana viene la Donna Cannonau che è ubriaca persa. Esattamente, bravo, il vino sardo, vero Gianluca Guidi? Ti stai divertendo un mondo con noi, vero? Sì, soprattutto fa molto. La Donna Cannonau, d'oro e d'argento. D'oro e Gennargentu diventerà. Ma scusa, Cassini, ma vieni a fare l'autore comico con noi. Beh, d'oro e Gennargentu. Bellissimo, guarda, sai che invece il sassarese guarda fa i soliti cagliarità. Sassarese non apprezza. Allora, cosa il singolo. 20 minuti fa. Fai quale fai? Ti rincontrerò? Ti rincontrerò. Chi l'ha scritta? L'ha scritta Fabio Roveroni. Fabio? Dove gioca? Roveroni. Roveroni è amico di Cremonesi? Sì, amico mio. Veramente? Questo non ne pone a tuo favore. Ma che zoo eravate? Che zoo eravate? Lo zoo di Milano vi siete conosciuti. Allo zoo di Milano, la stessa gabbietta lui e Roveroni. Allora, adesso scritta a Roveroni le parole, la musica, perché sei amico di Cremonesi è un musicista, vero? Certo, tastierista. Le parole che le ha scritte? No, soprattutto se è amico di Cremonesi non sa leggere. No, ha scritto tutto lui. Ha scritto tutto lui. Allora, signori, Marco Carta, io sono curioso di sentire il pezzo inedito. Ti rincontrerò. Mi fai una cortesia? No, prima di andare a cantare, devi dire: dedico questo pezzo a Marco Lolli. Io, Marco Carta, dedico questo pezzo a Marco Lolli. Lolli con due L? Due L. Tanto ce la metto lo stesso. Se era Lolli era uguale. Dove vai? E non lo dici? Lo dice lo dice sul palco, dai. Fantastico. Lolli sai che lo usa come suoneria. Il nostro regista è un fan di Amici. Di tutte le edizioni, sì, ci fa la mi raccomando, Soldini, tieni di pronto perché dopo duetterai con Gianluca Guidi. Sì. Quindi io, Marco Carta, dedico questo pezzo a Marco Lolli. Il regista di Viva Radio 2. Il regista di Viva Radio 2. Nonché il cliente affezionato di Mucca Assassina. Nonché il cliente affezionato di Mucca Assassina. Perfetto, Marco Carta. Ora passata a macinare la vita come fosse una strada di volte sensazioni, questa fame che è dentro di noi non si è ancora placata. Abbiamo perso le ali e siamo troppo lontani per ritrovare un contatto senza pelle e mani, ma se i tuoi occhi sono specchio dei miei, allora prova a pensare. Sai che un giorno io ti
volo in alto sui tetti per sentirmi più vero alla luce della luna. Che bella è questa vita, è come sembra infinito questo spazio che scopro fuori e dentro me. Volevo prendermi cura di te, sarebbe bello toccarci sì, ma con le parole se vuoi lo senti anche tu, che siamo qualcosa di più. Sai che un giorno io ti rincontrerò in un altro me, in un'altra te, ti rincontrerò. Sai che un giorno io ti rincontrerò, una danza che non finisce mai, ti rincontrerò in un tempo che senza tempo ti rincontrerò. Marco Carta! Grazie di cuore. Ti rincontrerò! Complimenti e ti possiamo dire buona fortuna? Speriamo bene. Buona fortuna per la tua carriera. Qui so che già la Warner ti ha messo le mani Il leone addosso. Sì, vedo già qui mezza Warner tutti a dire Marco Carta è nostro, è di qua, è di là. Stai attento, Stai attento, soprattutto a quella là, io la conosco, è una discografica. No, è dolcissima. Sì, dolcissima. Sta già marchiato a fuoco sulle chiappe oppure no? La W, sai. Esattamente. Giovanni Soldini, guarda, mi dispiace solo di non avere. Aspetta, forse attenzione pubblico, cosa? Sentite cosa succede adesso. Pronto? Pronto? Cos'è? Pronto? Pronto? Mike? Sì, sono io, sono in segheria. Ma no! Basta! Sono in segheria. No, con sta segheria, Mike, per favore. Ma no, hai fatto bene a chiamarmi perché guarda, oggi bisogna decidere. Hanno detto sì o no? Sì. Allora, vuoi comprare sta segheria? No, io non la voglio la segheria, Mike, non la voglio. Tu sei fissato con sta segheria in Austria, veramente. Ma come? Bellissima, rende molto. Ma cosa rende? Cosa facciamo in segheria io e te? Facciamo mobili, cose varie. Sì, mobili, sì. Vabbè, senti, però ci sarebbe un'altra proposta. Aspetta che fermo la sega, Sì, ferma la sega, ma circolare. Allora, ci sarebbe un'altra proposta molto interessante. Questa è in Italia. I sanitari. Cioè? I cessi. Ma fare cosa? I sanitari, rende molto in questo periodo. Perché in questo periodo? Cosa c'è? Vasche, vasi, idee, eccetera. Ma la grande cosa, perché è veramente una rivoluzione in questo campo, non più bianchi ma colorati. Vabbè, questa è una bella cosa. Il cesso per si può avere anche il tricolore, la bandiera. Bellissimo. La fai sul bianco, sulla parte. Non più col tricolore. Benissimo. E ci sono vari tipi di apparecchi, per esempio quello per le donne si chiama modello Amazzone. Perché giustamente come... E quello per gli uomini come si chiama? Gran Cavaliere per l'uomo, con un getto rinforzato. Ride pure lui. Tipo Fontana, c'è il modello Fontana di Trevi, no? Gran Cavalieri. Vabbè, comunque questi sono alcuni dei prodotti. Pensaci, perché pare che la prossima settimana
chiudiamo, non ci sentiamo più. No, ci sentiamo, poi almeno 2 o 3 giorni di vacanza insieme ce li facciamo. No, la gente vuol sapere cosa decidi, va bene? Vabbè, ti faccio sapere. Poi cosa fai? Non puoi mica stare con le mani in mano. No, lavoreremo o i sanitari. Va bene, allora quest'estate venderò sanitari, è una cosa carina. Volevo dirti 2 cose, abbiamo 2 ospiti. Allora, uno è Marco Carta, lo conosci, quello ragazzo che ha vinto Amici? Sì, certo, un ragazzo molto in gamba, Ah, bravo, vedi? Io seguo sempre a quell'ora il programma della Filippi. La De Filippi. Vabbè, uguale. La Filippi, e l'abbiamo qui ospite. Non fare lo spiritone, ecco, era Baldini, non ero io, no. Dimmi. No, l'altro ospite invece, che secondo te, conoscendo la tua passione che hai per il mare, secondo me ti intrigherà, perché sto parlando di Giovanni Soldini, navigatore solitario. Sentiamo cosa dirmi, ma è già rientrato? Come se lui come ha fatto a rientrare? È qua. Come è rientrato? Chiediglielo a lui. Con l'aereo. Ma non vale, devi rientrare con la tua barca a vela. Sì, è vero. Tu sai andare in barca a vela, Mike? Sì, parecchio, però chi è veramente bravo è mio figlio Leonardo. Ha fatto 3 anni di corso da tutte le parti e adesso credo lo faranno istruttore anche. Addirittura? Sì, Leonardo è bravissimo. Anzi, adesso sta organizzando con degli amici una crociera nel Mediterraneo. Il Mediterraneo per Soldini è come fosse la vasca. Volevo invitarti. È la piscina il Mediterraneo per lui. So che ti volevo invitare, ma so che non sai nuotare. No, nuotare so nuotare, la barca. Senti Mike, dimmi almeno 4 termini tecnici della vela, sentiamo. Adesso mi prendi in contropiede, va bene. La cazzata, per esempio. Firma, bello, si dice cazzare quando? Adesso non andiamo nel profondo. La sera dopo una certa ora, adesso però non andiamo. No, la cazzata della randa, Soldini, quando è? Quando devi girare, devi virare. No, quando la devi indurire, no? Certo, devi sì, è così, quando la vela è moscia, devi tirare la randa e la vela si irrigidisce. Vedi che c'è sempre se continui così un altro anno non ti fanno riprendere il programma. Meno male che Mike non vanno bene. Vabbè, senti Mike, non ti sentivamo da un po'. Sai che tra un po' ci dobbiamo vedere, vero Mike? Io e te. Lo so, dobbiamo fare la nuova serie, no? Mi dispiace solo che non posso anticipare cosa farai nei prossimi spot. Perché non lo posso sapere? Perché non lo sai ancora? No, hanno detto che devi decidere tu. Io no, eravamo in riunione e abbiamo pensato una cosa per te che tu potresti fare, che è meravigliosa, però non lo posso dire. Vabbè, ma lo fai anche tu con me, no? Certo, ma il protagonista sei tu, io faccio la spalla. Ho capito, come quelli che abbiamo fatto l'anno scorso, Garibaldi, eccetera, eccetera. Perché dove tu lavoravi e io no. Non me lo puoi dire adesso. No, te lo dico a telefoni spenti. Va bene, senti, adesso ti lascio andare perché guarda che sta per scadere il tempo. Senti, voglio congratularmi con Soldini che è straordinario, veramente, però adesso ha fatto tutto. Basta, riposati, non correre rischi, è andata bene fino adesso. Ma non c'è molto da ridere, guardate che fare le cose come fa Soldini ogni giorno deve ringraziare Dio. La prossima onda è di 70 metri, non di 20. Incredibile ragazzi, incredibile. Va bene, dai ragazzi. Ok, allora. Ciao Mike, guys. Spostati? Sì, ciao. Ormai il nostro programma non facciamo più niente, stiamo sempre a chiamare qualcuno. Il ciclone Mike. Scusate, avete sentito Mike con Soldini? C'è Marco Carta, lo volete anche voi? Così viene a presentare il disco anche da voi? Subito dopo. Sì, può venire qui. Ma chi avete? Perché avete già un ospite? Certo. Sì, noi abbiamo Gianfranco De Laurentiis, giornalista sportivo, storico. Grande Gianfranco, come stai? Io bene, tu? Io sto bene, ma sì, ma dove sei Gianfranco? Siamo a Via Siaghi. No, lo so che certo, dove vuoi che sia. Sì. No, dico, grande esperto, conoscitore di qualsiasi. Di vela te ne intendi, Gianfranco? Un pochetto, al di là della randa e delle cose di cui stavate parlando prima. Sono strampo, sono più portato alle strampate. Qual è il tuo sport preferito? Qual è quello su cui sei più preparato, Gianfranco? Diciamo il calcio ovviamente, ma questo è abbastanza naturale, però anche la pallacanestro, la Formula 1, mi muovo abbastanza a mio agio. Se dovessi chiederti un pronostico, lo faresti? Su che cosa? Gli europei. Sull'europeo, diciamo che
per motivi sentimentali dico sicuramente Italia, che però ho una grande paura della Spagna. Ma dai, non della Spagna, secondo te è lo spauracchio? Secondo me la Spagna è lo spauracchio, sì. Anche perché per arrivare all'eventuale Germania che sentivo citare bisogna passare sulla Spagna. È vero, bisogna battere la Spagna per arrivare alla Germania. E il Portogallo come è messo? Ma non credo che possa fare più danno di tanto. C'è solo Cristiano Ronaldo. Anche Quaresma, non c'ha soltanto Cristiano Ronaldo, però non credo il Portogallo. Beh, speriamo bene. Caro Gianfranco, ti auguro una buona puntata con quei due sciamannati. Ma comunque faremo di tutto. Grazie, un applauso a Gianfranco De Laurentiis. Ciao, grazie. Allora, noi chiudiamo, abbiamo chiuso, abbiamo sforato solo di 2 minuti. Domani ultima settimana. Ultima settimana di Viva Radio 2. Volevamo ricordare che l'ultima puntata, gli spostati già lo dovrebbero sapere, durerà dalle 2:20 fino alle 4 del giorno dopo. Del giorno dopo. Faremo una no stop di Viva Radio 2 e così chiudiamo. Allora, ringraziamo Giovanni Soldini, grazie Giovanni. Ringraziamo Marco Calza, a voi. E ti rinnoviamo non solo i ringraziamenti, ma l'in bocca al lupo per la tua carriera appena in erba. Ringraziamo i nostri musicisti. Ha conosciuto anche lui gli spostati. Ringraziamo i nostri musicisti, gli autori, il direttore di Viva Radio 2 Sergio Manzania, il giovane più vecchio d'Italia Gianluca qui. No, allora scusate, abbiamo dato poco spazio a Gianluca. Facciamolo concludere lui. Si chiude con non ero passato per a me interessava sentire parlare sul perché tu mi sei un virtuoso della barca? Io vado a vela io. Vai a vela. E che cosa fai a vela tu? Navigo insomma. Da solo? Fai solitario? No, solitario con le carte quando una volta ormeggiato. No, ho fatto. Allora, facci un pezzo dei tuoi swing. Allora, siccome facciamo sempre gli stessi tre da 3 anni, gli autori mi hanno scritto pregandomi di evitare quei 3 pezzi nelle prossime. Quindi cosa potresti fare? Ma potremmo salutare, dare la parola agli spostati. Sono venuto volentieri, ma perché sentivo Soldini, mi faceva piacere di conoscere. Però facciamo quello che vuoi. Facciamo You Are the Sunshine of My Life. Bravo, ok. Senti Marco, questo è come si va cantata in un certo modo. Che solo lui. In che tono siamo? Solo Gio. È perfetto. Conosci anche la musica, vai. Vai, tu la conosci questa, Marco? Non le parole, come sempre. Va bene, vai. Eccolo, vai. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. And you are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. You must have known that I was no Cambia ritmo, vai! Because you came to my rescue. And although I know that this is heaven, how could so much love be inside of you? Gianluca Guidi! You are the sunshine of my life. Vai Marco Carta, accodati. That's why I always be